Vista su Venezia e Laguna, giardini curati dove passeggiare, una sala da pranzo dove mangiare in compagnia. Siamo al centro diurno per malati di Alzheimer e demenza senile della Giudecca, una struttura realizzata l'anno scorso che accoglie una ventina di pazienti seguiti dalle 9 fino alle 16:30 in uno speciale percorso di riabilitazione. Noi facciamo attività molto varie, molto commisurate alle capacità reali delle persone. Nei nostri centri diurni, pur essendoci una specializzazione verso questa attivazione cognitiva, perciò si fanno anche quegli esercizi come il memory training, la ROT, che sono tutte quelle attività che sono state ormai nel tempo provate e hanno dato grossi risultati. Noi facciamo tante altre attività che indubbiamente danno risposta al momento del bisogno delle persone. Oltre a questo, alle Zitelle esistono altri 2 centri in città, uno a San Giovanni e Paolo che accoglie 12 persone e uno alla Gazzera che ne ospita 16. A seconda del reddito le famiglie pagano una retta che può raggiungere i 28 euro al giorno, ma gli ospiti possono soggiornare nei centri soltanto per un massimo di 7 mesi perché le liste d'attesa sono lunghissime. Solo a Venezia le persone affette da questo morbo e da demenza senile sono 3.700 su una popolazione di 270.000 abitanti. Contro questa patologia la medicina non ha ancora trovato un rimedio, ma gli esperti ci dicono che un qualche recupero è possibile. Abbiamo completamente cambiato quello che era la vecchia tradizione del cercare il recupero, la riabilitazione cognitiva, ma è un'attivazione cognitiva che cambia in base al momento e alla situazione e anche alla statazione delle malattie. L'IRE, che gestisce i centri diurni, ha all'attivo anche un servizio di assistenza domiciliare che coinvolge circa 30 famiglie e per aiutare i parenti dei malati ha aperto un punto d'ascolto. È presente una psicologa che può sostenere attraverso colloqui, informazioni i familiari nel compito difficile che li aspetta.